Tifosi del Napoli, tenetevi forte. Il Napoli sta per annunciare un nuovo nome per l'attacco, e ha già l'approvazione di Antonio Conte. La stella dell'Udinese Lorenzo Lucca è molto vicina a indossare la maglia azzurra. Volete conoscere tutti i dettagli di questa trattativa? Allora mettete mi piace, iscrivetevi al canale Napoli e attivate le notifiche, perché qui rimarrete aggiornati su tutto, senza problemi, direttamente dalla fonte. Il nome più in voga sul mercato del Napoli è Lorenzo Lucca, un attaccante dell'Udinese di 24 anni che ha tutte le carte in regola per diventare il nuovo punto di riferimento dell'attacco partenopeo. Secondo il giornalista Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, la trattativa è in una fase molto avanzata e l'affare è praticamente concluso. Il tecnico Antonio Conte, desideroso di rinforzare la squadra con giocatori affidabili per competere per i titoli, ha scelto Lucca come alternativa diretta a Romelu Lukaku, a dimostrazione del fatto che il fisico e le doti aeree del giovane attaccante sono molto apprezzati dal nuovo staff tecnico. E basta guardare i numeri dell'offerta del Napoli, un prestito iniziale di 9 milioni di euro, con un obbligo di riscatto fissato a 26 milioni, e c'è anche un bonus in fase di discussione con l'Udinese. In altre parole, l'operazione totale potrebbe superare i 35 milioni di euro. Un investimento importante e un chiaro segnale che il club vuole seriamente ricostruire sotto la guida di Conte. Ora, tutto dipende dal via libera definitivo dell'Udinese per il completamento delle procedure formali. L'annuncio è previsto nei prossimi giorni e Lorenzo Lucca sta già preparando le valigie per il Napoli. Allora, tifosi, approvate l'arrivo di Lorenzo Lucca? Pensate che abbia le carte in regola per diventare il nuovo capocannoniere del Napoli? Commentate qui sotto. E naturalmente, non dimenticate di mettere mi piace, di iscrivervi al canale Do Napoli e di attivare la campanella, perché qualsiasi nuovo aggiornamento su questa vicenda arriverà per primo. Forza Napoli sempre!